sono disposto ad aprire le porte e i cittadini andranno a firmare. Da Orsago a Cison di Valmarino, da Vittorio Veneto a Conegliano, municipi aperti dai prossimi giorni fino al 30 settembre per la raccolta delle firme sul referendum per l'abrogazione della legge Merlin. I sindaci aprono le porte alla proposta di Giovanni Azzolini e si schierano a favore della riapertura delle case di tolleranza. Centinaia i primi cittadini da tutta Italia che hanno risposto all'appello del sindaco di Mogliano. Nel comune trevigiano sono arrivate tantissime email di appoggio all'iniziativa. È chiaro che si tratta di un fenomeno che a mio avviso va regolamentato con lo spirito di una comunità civile come lo dimostra essere la comunità dei tedeschi o di altre nazioni che hanno affrontato seriamente il tema, non è non prendendone coscienza che si risolvono le questioni. E a favore del referendum si schierano anche i sindaci donna della provincia di Treviso, pronti ad aprire i propri municipi per contribuire alla raccolta delle firme. Secondo Angela Colmellere, regolamentare la prostituzione è una necessità per eliminare un problema che da anni colpisce la Marca, portando criminalità in provincia. E il sindaco di Cison di Valmarino, Cristina Pin, si dice favorevole all'abrogazione della legge Merlin per difendere come prima cosa le donne, per il rispetto di quelle lucciole che arrivano specialmente dall'estero, costrette a prostituirsi e a vendere il proprio corpo come delle vere e proprie schiave. Intanto il sindaco di Orsago spiega che il quesito referendario sarà solo l'inizio, poi si tratterà di adeguare la legge ai nostri tempi. Io mi auguro che vada in porto per risolvere il problema. Comunque dopo bisogna il referendum annulla una legge del 58, della legge Merlin, però dopo bisogna risistemare la legge perché chiaramente i tempi sono cambiati e quindi bisogna anche adeguarsi.